Il vincitore della 12ª edizione del premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa con l'opera Sono il fratello di XX, edita da Adelphi, signore e signori, Fleur Yeghi. In una piazza stracolma di gente con oltre 10.000 spettatori a Santa Margherita di Belice, Fleur Yeghi ha ritirato il premio giunto alla sua 12ª edizione che la giuria del Tomasi di Lampedusa, composta da Gioacchino Lanza Tomasi, presidente, da Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monami e Arnaldo Colasanti per l'opera scritta Sono il fratello di XX, Adelphi Editori, le ha consegnato. La Fleury ha dimostrato di ben conoscere il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerandolo come uno dei suoi punti di riferimento letterari. Oggi il conferimento del premio Tomasi di Lampedusa, cosa rappresenta per lei? Siccome mi piace molto lo scrittore Tomasi di Lampedusa, è un onore, è un grande piacere riceverlo e ogni tanto guardare il suo ritratto là. Il libro Sono il fratello di XX. Chi è il fratello e chi è XX? Il fratello è questo ragazzo che si descrive qua dentro e poi chi è XX? XX è una persona misteriosa che si nasconde e non si sa bene chi sia. Lei ha parlato durante la presentazione della la grande attenzione che ha avuto per il Gattopardo e nel quale ha detto di aver apprezzato molto quell'espressione della Sicilia. Cosa le è piaciuto e cosa le piace del Gattopardo e della Sicilia? La Sicilia mi piace moltissimo e anche i siciliani, gente un po' diversa da noi, per modo di dire, un po' diversa, ma mi piacciono molto, mi intendo molto bene ed è una terra che amo molto. E poi, come dicevo prima, per esempio, vado sempre a vedere il Serpota. L'ha visto lei? Sì, che bellissimo. E poi c'è una vegetazione meravigliosa, a Palermo è stupenda la vegetazione. Lei è una donna molto introspettiva. Durante la sua presentazione ha parlato di una vita che tende al nulla. Questo nulla cos'è? La pienezza della maturità? Non è che tendo al nulla, nulla c'è, insomma, ci si avvia al nulla. Il premio, ho detto anche prima nella conferenza, è un premio che con una giuria di letterati e che sa che cosa nel corso della storia dell'umanità ha significato la scrittura. La scrittura ha significato passare dalla scimmia all'uomo, perché un certo minuto la scrittura permette che gli uomini successivi sappiano quello che è venuto prima. Guardi, nel Vangelo di San Giovanni si dice e il Verbo si fece Dio e abitò dentro di noi. È il momento fondamentale. Perché si dice che in noi c'è anche Dio? Perché abbiamo questa possibilità che è quella di avere la memoria dei fatti. Questa memoria può essere anche però di cose tremende e questa memoria collettiva, la storia dell'umanità è storia di stragi, di stupri, di cose terrificanti, insomma, e queste cose sono rimaste in questo deposito storico. Quindi in verità, diciamo, questo spirito poi se lo mette nell'Ottocento tedesco, lei è di quella cultura. Il grande libro di Schopenhauer è Il mondo come volontà e rappresentazione. Dice che la volontà è quella che spinge gli uomini a fare, ma che è una catastrofe e allora bisogna avere solo la rappresentazione, cioè lo scritto di quello che sarebbe e in fondo non fare niente, ecco, in certo senso, non avere ottimismo. Poi Schopenhauer era uno che durante la rivoluzione pigliava i soldati e gli diceva di sparare contro i rivoluzionari, va bene. La vita, naturalmente le persone la pensano nei fatti, nel pensiero e nelle azioni diversamente. Però questa la letteratura è un discriminante, cioè una cosa che l'arte non rende, non è fatta per rendere la vita facile, è fatta per rendere la vita problematica.
perché c'è l'angoscia di Michelangelo, di Caravaggio, eccetera. Questi sono artisti che hanno sconvolto, hanno avuto delle idee sconvolgenti su quello che era il mondo, e così anche la letteratura. Ecco, uno dei motivi, lei è presidente della giuria del premio, uno dei motivi per cui avete assegnato il premio a Frère. Perché è una grande scrittrice internazionale, lei ha preso premi dovunque, insomma lei può dire è una limitata questione. Prima di tutto la poesia è sempre limitata, perché non è mai una operazione di massa, ma in ogni caso ecco, non è che è una nostra invenzione, posso dirle, una persona internazionale con delle relazioni. Insomma, Brodsky è stato un premio Nobel, la Bachmann era forse una delle più grandi scrittrici del Novecento, insomma, e quindi è in un gruppo di un certo modo di intendere la funzione della letteratura, e per questo dobbiamo prendersi. Senta, io so che qui per esempio dice finalmente, perché ci sono le donne che dicono una donna. Noi non ci siamo occupati di donne in questo caso, siamo occupati di un cervello senza pensare al genere, ecco. Parco Tomasi di Lampedusa, diceva lei, è uno forse di quelli più attivi che da quando sono stati inventati, specialmente in Sicilia. È l'unico rimasto attivo, gli altri sono morti, insomma Zafferano non c'è più, Vittorini non c'è più, Fondazione Sciascia fa cose che non si sa che fanno, Pirandello facevano prima un concorso per un lavoro teatrale, ma sono tutte cose che sono morte nell'uovo. Qui in fondo, diciamo, sarà quel che sarà, ma in fondo da questo piccolo paese esce una cosa che va sui giornali. Se lei va in internet e prende il premio Tomasi di Lampedusa, c'è la lista degli autori, insomma una vita c'è stata, non è che ce lo potete negare, ecco questo. Gattopardo resta sempre di grande attualità, l'abbiamo visto anche questa sera. Il Gattopardo è un romanzo pieno di mascheramenti, di ambiguità, di tragedie nascoste, e poi guardi, c'è un errore fondamentale, perché tutto questo è visto superficialmente con la frase che è quella dei Voltagabbana. Il gattopardista è quello che cambia partito, cosa ormai si fa ogni giorno, va bene? Ma non è la grande frase che dice il principe, ed è la frase di un pessimismo più superiore al suo, se vuole, in senso politico, quando Sedara gli dice faccia, lui dice ma che cos'è sto Senato, un'onorificenza? Lui dice come un'onorificenza? È il luogo dove si proclama il bene pubblico della nazione, eccetera, eccetera. E allora lui gli risponde: senta, se fosse stata una croce, una cosa, l'avrei presa, ma io sono compromesso col vecchio regime, queste cose non le so, e compagnia bella. E poi c'è la battuta più tremenda: ma avrei l'uomo per voi, perché non prendete Sedara? È uno che ha fatto molto nella campagna elettorale in vostro favore, non è nobile ma lo diventerà, perché di lui diceva che era barone del biscotto, non è vero? È l'uomo nuovo, dice, e conclude: peccato che debba essere così, questa è la cosa più cattiva che si possa dire, cioè il futuro è nero. Un evento importante, quello di questa sera, giunto alla 12ª edizione, che ha premiato una scrittrice, Frère. Ecco, lei fa parte della giuria, cosa l'ha spinta a dare, diciamo, il suo contributo al premio? Perché la Frère Jeggi non solo è una grandissima scrittrice, ma si è inventato un mondo, una lingua, è rimasta sempre fedele a questo mondo, a questa lingua, a questo stile, è una donna al di fuori delle mode, è una scrittrice che crede molto nell'elemento femminile nella scrittura, non nel senso che la scrittura femminile è una cosa diversa, ma la scrittura femminile è una cosa importantissima perché è più legata, in genere
uno pensa alla passione, nel caso suo è la mancanza di passione, la freddezza, cioè lei ha creato una scrittura femminile fredda e in questo freddo passa tutta la passione possibile e immaginabile. Lei nel suo intervento è stato un po' polemico verso la classifica dei libri più venduti, dovrebbe esserci una classifica dei libri da leggere. Bisognerebbe diffondere l'idea che nei giornali bisogna pubblicare non la classifica dei libri più venduti, ma la classifica dei libri che qualunque bravo lettore, buon lettore deve leggere per necessità, perché dico, la grande letteratura non è la letteratura che si vende, è la letteratura che fa la storia. Cosa vi ha spinto a premiare Flair? Credo sinceramente che delle grandissime scrittore attuali in Europa, almeno io la leggo dall'inizio con un grandissimo interesse, con molta passione, perché ho trovato poche scrittrici e scrittori con questa altissima esigenza formale. Lei lavora, Flair Jaggi, moltissimo, ogni frase, ogni aggettivo, ha una ricerca sempre più in là, ogni libro impiega qualche anni, abbastanza anni, tra uno e un altro, non è come questa ossessione contemporanea di pubblicare moltissimo, che hanno molti scrittori, che il mercato è la cosa più importante. Flair Jaggi sempre ha lavorato senza considerare le vendite, il mercato, grandissimi pubblici, ma al contrario lei è molto amata dai scrittori e dai grandissimi critici. Ecco, siamo giunti alla 12ª edizione, il filo conduttore tra i tanti premiati di questo premio, che è uno, diciamo, dei più importanti culturalmente per la Sicilia e anche per l'Italia. Io credo che questo, il filo principale è l'esigenza letteraria, perché questo a volte si dimentica nei nostri giorni, con questo che parlavo, l'ossessione per avere un grandissimo mercato di lettori. A volte si hanno premiato scrittori che hanno le due cose, un grande pubblico e anche un'altissima esigenza letteraria, ma la parte fondamentale per noi sempre è la letteraria. Sentivo poco fa Gioacchino Lanza Tommasi che la biasimava per l'onorificenza che lei ha ricevuto in Francia e che ha scritto un libro sulla letteratura, insomma, abbastanza nutrito. Adesso 2 mesi fa è apparso un mio libro per le frontiere d'Europa, si intitola, che è narrativa del Novecento e dell'attuale secolo in Europa, letteratura europea, di 1500 pagine. La scelta di questo premio, ecco, cosa vi ha portato a scegliere proprio Flair? Ma Flair Jaggi è una scrittrice che io seguo da decenni, direi, insomma, e sono stato molto contento anche di una coincidenza proprio di visione di tutta la giuria. Eravamo tutti assolutamente d'accordo su questo nome. È un nome sul quale è importante puntare oggi, secondo me, nel senso che proprio la letteratura di massa, in qualche modo, la letteratura di entertainment, come dicono gli inglesi, sta diventando sempre più seduttiva e sempre più di massa, in qualche modo. Libri come quelli della Jaggi sono libri ostili in qualche modo alla comunicazione di massa, sono ostili anche alla facilità, sono libri difficili in qualche modo, ma sono libri che non difficili dal punto di vista stilistico, che non si capiscono, sono libri difficili perché dicono la verità a loro modo. Questo dire la verità è una specie di obiettivo, la verità singolare, la verità dell'individuo, la verità di un animo che in qualche modo non sa trovare quelle finte dolcezze o quelle, diciamo, rassicurazioni o quelle consolazioni che in qualche modo tutta la letteratura di massa trova costantemente a ogni libro che esce. Insomma, ecco, questo è Flair Jaggi. Flair Jaggi è una scrittrice vera che ha uno stile assolutamente individuato, individuabile, riconoscibile, e questo ci sembra che in questo momento sia veramente il pregio per cui lei vince questo premio. Ecco, lei proprio puntava il dito nel suo intervento proprio per lo stile, ecco, un premio anche allo stile. Sì, sì. Lo stile non è tanto mettersi una cravatta e una camicia, insomma, lo stile per quanto riguarda
Infatti la battuta che ha fatto Fleur prima nell'intervista dice ma ci vuole anche l'eleganza, sì ma l'eleganza non basta, insomma diciamo che lo stile sta all'incrocio tra un'inquisizione sul mondo, una pretesa di dire la verità, di cercare questa verità e un modo di dirla in quel modo, in quell'unico modo che è la parola di uno scrittore. E in questo la parola di scrittore si distingue, ahimè, o per fortuna, insomma, dalla parola globale, nel senso che da Umberto Eco in avanti, dalle bustine di Minerva in avanti, eccetera, tutti i giornalisti ormai scrivono un po' nello stesso modo e uno scrittore invece scrive in un altro modo. Ecco, questo altro modo della letteratura che ormai è diventato abbastanza mitico, chimerico, chissà dov'è, nella appartata Fleur c'è. Una valutazione su questo premio giunto alla 12ª edizione, quanto è di attualità? Io insomma ovviamente non posso che parlarne bene perché ne faccio parte, ma credo che sia un premio che appunto punta su questi valori che ormai sono abbastanza obsolescenti nella società di massa, no? In qualche modo. D'altra parte questi nomi, per esempio Javier Marías l'anno scorso, Vargas Llosa, sono anche nomi conosciutissimi, quindi una cosa non esclude l'altra, insomma un grande romanziere, un grande scrittore può avere anche una riconoscibilità assolutamente in tutto il mondo. Quello che Gioachino Lanza Tomasi si è proposto invitandoci, credo, a partecipare a questo premio è proprio quello di restituire visibilità sostantiva alla letteratura, che oggi è un po' eclissata da un'informazione globale che è innanzitutto televisiva, internet, che è innanzitutto serial televisive, sitcom, eccetera, eccetera. Premio Tomasi Lampedusa, sindaco, giunto alla 12ª edizione, una cosa che sicuramente vi onora e vi qualifica anche per la scelta che ogni volta fate nell'organizzazione e nell'assegnazione appunto del premio. Una grande soddisfazione, un gran lavoro, ma una grande soddisfazione. Sì, siamo arrivati alla 12ª edizione di questo premio letterario, il Tomasi di Lampedusa. Quest'anno abbiamo avuto anche il riconoscimento dell'alto patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, proprio a testimonianza del lavoro fatto. E allora questa città, Santa Margherita di Belice, è una città che sempre di più vuole rafforzare questo legame con questo grande della letteratura mondiale, con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e cerchiamo di promuovere questa cittadina appunto attraverso la cultura e attraverso le cose belle che abbiamo. Noi ci crediamo tanto, abbiamo avuto l'onore, il piacere di avere qua a Santa Margherita le firme più importanti della letteratura mondiale in questi 12 anni. Quest'anno c'è anche una bellissima scrittrice che consiglio a tutti di leggere per la particolarità della scrittura, e questa sera poi ci omaggerà anche il grande maestro Battiato con la sua musica e ascolteremo Luigi Locascio, il tutto con Serena Autieri. Penso che è un grande sforzo organizzativo, ma già le presenze di questa sera, diciamo, che ci rincuorano, ci fanno ben sperare e siamo sempre più convinti di andare avanti per questa strada. Santa Margherita di Belice, città del Gattopardo, città di cultura. Ecco, diceva Gioachino Lanza Tomasi, è uno dei parchi letterari, diciamo, più attivi, forse uno dei pochissimi che esistono. Sì, noi ci lavoriamo, gli appuntamenti sono tanti, non è solo l'appuntamento del piano letterario, noi cerchiamo appunto di mantenere questo parco letterario attivo, ci investiamo come tempi, come capitale, però siamo soddisfatti perché alla fine riusciamo a fare veicolare un'idea positiva della nostra città. Questa è per Grazie. te. Luigi Locascio. Grazie davvero. Grazie. Ciao. Davvero per tutto quello che fai. Ciao. Grazie. Ciao Luigi. Che bello sentire questo amore, questo calore, questo senso proprio di appartenenza, questa passione. È veramente significativo che un premio duri così tanto, 12 anni, il che significa che è un progetto di valore culturale, sociale, perché Santa Margherita dopo il drammatico sisma del 68 ha voluto fare un progetto di rinascita attraverso la bellezza della cultura. E questa sera, dopo 12 anni di premio letterario, celebriamo quelli che sono i due grandi protagonisti della cultura europea. Fleur Yeghi, che è una delle più grandi scrittrici esistenzialiste, nonché autrice di molti brani di quello che è il poeta della musica internazionale, ovvero Franco Battiato. Quindi a Santa Margherita, per la prima volta,
si incontrano un grande poeta musicale, una grande scrittrice che insieme collaborano su questo palco del premio letterario. Ecco, un premio importante e tra l'altro anche l'istituzione Tomasi di Lampedusa, il parco letterario, diceva anche Gioacchino Tomasi Lanza, è uno forse l'unico dei più attivi in questo senso. Uno dei più attivi è di quello che ha resistito alle intemperie dei pochi finanziamenti da parte dello Stato. Il Parco Letterario Tomasi di Lampedusa resiste malgrado quelle che sono le poche risorse che ci arrivano. Resistiamo perché crediamo fortemente nella cultura e quindi Tomasi di Lampedusa per noi è uno strumento di rinascita culturale ma anche sociale. Ma non è solo il premio Tomasi di Lampedusa, Santa Margherita Bellice, voi avete un'attività culturale molto intensa. Guardi, noi abbiamo due bellissimi musei, chiaramente uno è quello del Gattopardo e l'altro un museo straordinario, commovente, il Tabernacolo della Memoria della Valle del Belice, il Museo della Memoria. Si pensa già alla prossima edizione? Sono talmente stanco che vorrei dormire, ci penserò domani. Questa sera si consegnerà il premio Flair, 12ª edizione, un lavoro, come diceva lei, che non appena finisce comincia già l'impegno per il prossimo. Sì, in effetti è così, perché dopo noi non ci rivolgiamo solo al mondo della letteratura di livello elevato. E noi da lunedì cominceremo a lavorare col territorio, con le imprese, con le attività produttive e soprattutto con gli istituti comprensivi, sia di primo grado che di secondo grado. Quanto è importante questo premio anche nel mondo letterario, non solo siciliano? Ma piuttosto che essere un paesino sconosciuto della Valle del Belice ed essere citati nei ricordi d'infanzia, ancora di più nel Gattopardo come donna fugata, aiuta non solo noi ma tutto il territorio. Immagini che ci sono delle aziende vitivinicole che hanno come nomi dei loro vini i personaggi più importanti del Gattopardo, da Don Fabrizio ad Angelica, a Benticò e qualche altra cantina addirittura porta il nome della Santa Margherita nel romanzo stesso. L'edizione del 2015 del premio Tomasi di Lampedusa ha ricevuto quest'anno il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Sul palco anche l'attore Luigi Locascio, che ha letto alcuni frammenti tratti dal romanzo del Gattopardo. Ha concluso l'evento Franco Battiato proponendo alcune delle sue più note canzoni. Gentile lo specchio, guardo e vedo che la mia anima ha un volto. Ti saluto, divinità della mia terra, il richiamo mi invita. Il tuo cuore è come una pietra coperta di muschio, niente la corrompe. Il tuo corpo è colonna di fuoco affinché arda e faccia ardere. Un suono di campane lontano, irresistibile, il richiamo che invita alla preghiera del tramonto. Suono di campane, lontano, irresistibile, il richiamo che invita alla preghiera del